imputato di reato connesso, tecnicamente di reato collegato ai sensi dell'articolo 12 lettera A del Codice di procedura penale, atteso che il colonnello in questo momento è imputato in un procedimento in cui risponde del delitto di favoreggiamento aggravato, ex articolo 7, legge 203/91. Le altre parti concordano circa la posizione processuale del De Capri? Nulla osservano, quantomeno. Il difensore è presente in aula del Sì, è presente. Il suo nome, avvocato? Avvocato Romito Francesco Antonio. Del Foro di Roma? Di Viterbo. Di Viterbo, grazie. Si può accomodare? Legga, no, in qualità di imputato di reato connesso lei ha facoltà di astenersi, o meglio collegato, ha facoltà di astenersi dal rispondere. Intende avvalersi di questa facoltà o intende rispondere? Intendo rispondere. Prego, pubblico ministero. Sì. Colonnello, attualmente lei dove presta servizio? Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente. Sì. In passato lei ha prestato servizio presso quale struttura dell'Arma dei Carabinieri? Raggruppamento operativo speciale. Ci può dire da quando a quando ha prestato servizio presso questa struttura? Da quando è stato istituito, mi sembra nel 90, fino al 2000, al maggio-giugno del 2000. Durante questo periodo prestato presso il ROS, lei ha svolto indagini relative alla cattura di Provenzano Bernardo? Sì. Sì. All'epoca aveva compiti di comando di una qualche struttura del ROS? Sì, la prima sezione che era distaccata in Palermo. Ecco, la prima sezione ha una sede istituzionale propria? Sì, effettiva è a Roma, Sì. però di fatto era dislocata, è stata sempre dislocata a Palermo, e un primo periodo anche a Milano. Sì, con quali compiti a Palermo? Sì, era la sezione che si occupava soprattutto del contrasto all'associazione mafiosa Cosa Nostra e in quell'ambito alla ricerca dei grandi latitanti. E quindi fra questi evidentemente Provenzano, immagino. Sì, ha operato anche per le stragi di Capaci con Sì. la procura di Caltanissetta. Quindi possiamo sinteticamente dire che i due compiti principali di questa struttura quando lei l'ha diretta sono state le indagini sulle stragi del 92 prima e poi la ricerca di Provenzano, è corretto? Sì, è corretto. Abbiamo fatto anche attività su Milano, sempre sulle matrici criminali dominanti Cosa Nostra e 'Ndrangheta. Sì. Però riferito al territorio palermitano e siciliano in generale, quelle due sono state le vostre attività Sì. principali, giusto? Sì. E a un certo punto le indagini sulle stragi, almeno nella loro parte principale, hanno avuto un termine. Sì. Più o meno lo può collocare nel tempo questo termine? L'indagine che abbiamo fatto luglio del 93, quelle direttamente collegate alle stragi. Poi gli accertamenti sono continuati anche Certo. per anni, ovviamente. Certo, però c'è stato un momento in cui, come dire, il compito principale di questa prima sezione alla lei diretta è stata la ricerca di Bernardo Provenzano. Sì, Ecco. dopo le stragi. Quindi possiamo dire da quando la sezione a Palermo si occupa principalmente di questa attività? Guarda, abbiamo iniziato un'attività su Pastoia Francesco, che veniva indicato da Cangemi Salvatore come la persona più vicina a Bernardo Provenzano, quindi ritengo nel 93, subito dopo le stragi. Sì. Era la persona che portava Bernardo Provenzano, l'aveva visto lui a degli appuntamenti. Sul territorio palermitano operavano altre strutture del raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri oltre quella da lei diretta? Sì, diciamo sul territorio i comandi che vennero istituiti erano la sezione anticrimine di Palermo. Ecco, può spiegarci se esistevano rapporti fra la prima sezione da lei diretta e la sezione anticrimine di Palermo del ROS? Sì, eravamo dipendevamo dallo stesso raggruppamento operativo speciale e quindi c'erano rapporti di collaborazione. A che livello ce lo può dire? Nel senso che se c'era bisogno di aiuto ci scambiavamo aiuto e collaborazione l'uno con l'altro. Questo avveniva anche a livello tecnico? Questo avveniva anche a livello tecnico, in tutti gli ambiti. Per tecnico io intendo soprattutto attività, come dire, di consulenza anche di carattere generale su apparecchiature utili a intercettazione e quant'altro. Questo avveniva? Sì, certo.
Ed è avvenuto in tutto il periodo in cui lei ha diretto la prima sezione? Sì, è avvenuto nel senso che noi entrambi eravamo autonomi, però chiaramente siccome la materia è complessa, i tecnici si scambiavano eventuali aggiornamenti oppure facevano dei punti si recavano reciproco aiuto. Oppure delle volte non c'era il personale a sufficienza per fare un'attività e quindi chiedevamo. Poi per esempio la sezione anticrimine aveva una competenza territoriale e quindi i rapporti per i ponti radio, per i ponti ripetitori li intrattenevano loro normalmente. Perfetto. Colonnello, le volevo chiedere, nel collocamento invece proprio operativo di apparati di intercettazione utilizzati nel corso delle indagini, vi siete avvalsi, lei ha memoria di essersi avvalsi di personale tecnico della sezione anticrimine? Guardi, ora a mia memoria, per quanto potevamo, chiaramente ciascuno rimaneva autonomo, però ricordo che per esempio per l'installazione dei ponti ripetitori c'era molto utile la collaborazione dei tecnici della sezione anticrimine di Palermo, perché avevano le chiavi dei ponti, ci portavano nei luoghi dove si collocavano i ponti ripetitori soprattutto. In fase diretta mi ricordo che abbiamo chiesto la collaborazione della sezione anticrimine per un ambientale che abbiamo messo nell'abitazione di Cannella Tommaso in via Terrasanta, mi sembra 82. Mi sembra che abbiamo installato un apparato simulando i tecnici della Telecom all'epoca SIP e abbiamo chiesto di farlo insieme al personale della sezione anticrimine. Poi questo me lo ricordo bene. Tra questo personale c'era anche il maresciallo Giorgio Riolo? Sì, che era il tecnico più riconosciuto da tutti come il più professionalmente valido, perché da sempre aveva curato questa attività anche proprio con un interesse proprio al di là del ruolo istituzionale, proprio aveva passione per microspie, telecamere, era ritenuto sicuramente il più competente della sezione anticrimine di Palermo. Lei lo ha conosciuto personalmente? Sì. Ma solo per chiarire, perché non l'ho compreso, nell'attività di installazione delle microspie presso l'abitazione del Cannella Riolo ha partecipato? Sì, mi sembra che entrò proprio direttamente lui all'interno, collocavamo nel telefono. Nell'ambito delle intercettazioni relative alla ricerca di Provenzano, voi avete svolto anche attività di indagine relative alla cosiddetta autoscuola Primavera? Via Daita 53, esatto. Di Amato Carmelo. Sì. Può dirci che tipo di indagini vennero svolte, cioè perché venne attenzionata quell'autoscuola e poi sul piano tecnico cosa venne fatto? Sì, l'autoscuola intanto era stata già frequentata da Pastoia Francesco e quindi in quel momento non ci aveva dato una grande importanza, però comunque era un obiettivo frequentato da Pastoia Francesco e quindi comunque era importante. Poi quindi a quel punto noi iniziamo un'attività su Marretta Oddo Andrea, che era il figlioccio di Cannella Tommaso. Marretta abitava a Prizzi. Cannella Tommaso era un personaggio strategico all'interno di Cosa Nostra, è un personaggio strategico all'interno di Cosa Nostra, intanto perché è nato a Corleone, quindi è un corleonese puro, e perché anche dalle dichiarazioni di Cancemi e altri collaboratori veniva proprio collocato, svolgeva una funzione importante per conto proprio dei corleonesi e di Rina, perché teneva i rapporti con ambienti, diciamo, della magistratura in Roma, ovviamente funzionali e strumentali alle esigenze di Cosa Nostra. Era di Corleone, quindi secondo la nostra logica era un filone molto importante intanto per disarticolare la struttura corleonese e poi perché al capo della struttura corleonese era Bernardo Provenzano. E in che rapporti era Cannella con l'autoscuola Primavera? Cannella, infatti, abbiamo anche poi riscontrato, questa era tutta un'ipotesi all'inizio, chiaramente un'ipotesi, noi poi, certo. poi l'azione
conferma o smentisce l'ipotesi, in questo caso l'ha pienamente confermata, che è stata anche frequentata da Cannella, l'autoscuola Primavera, e dai figli di Cannella e dal cognato, dal genero, scusi. Quindi abbiamo verificato non solo il discorso dell'autoscuola Primavera, ma anche la coincidenza, l'interesse. Poi questo Cannella Tommaso era importante perché praticamente lui era titolare di una società, la Sicil Concrete, e la Sicil Concrete dal Maxi 1 era stata proprio al centro delle vicende dell'ultima guerra di mafia che avevano determinato poi l'ascesa proprio dei Corleonesi, quindi eravamo nel cuore dei Corleonesi e di Cosa Nostra. E questa autoscuola si è rivelata importante perché intanto ci ha consentito di verificare la convergenza di Pastoia Francesco, che era della famiglia di Belmonte Mezzagno, e che appunto era vicino al latitante Provenzano, la convergenza di Cannella Tommaso, e questa convergenza poi c'è stata ulteriormente confermata dalle frequentazioni di Vaglica Giuseppe, che è il cognato di Pastoia Francesco, proprio all'interno della Sicil Concrete, altro obiettivo che abbiamo attenzionato, e dove nel momento in cui Cannella Tommaso diventa libero inizia a frequentarla assiduamente. Sì. Colonnello, io le volevo chiedere, nell'autoscuola Primavera voi impiantate apparecchi di captazione, video, audio? Sì, riusciamo a collocare ambientale e video all'interno dell'autoscuola. Più in particolare, se lei lo ricorda, che cosa e dove collocate questo? Sì, riusciamo a collocare un video, una telecamera all'interno di un televisore e un ambientale all'interno dell'apparato telefonico che c'era lì all'interno dell'autoscuola. Lei ricorda in che data siete riusciti a fare questo intervento? Guardi, direi, però ecco, non avendo gli atti le do un ricordo, dovremmo essere nel mese di dicembre del 98. Sì, io ho gli atti a sua firma, quindi se il Tribunale autorizza li offrirei al colonnello, così possiamo fissare in maniera... Sull'esibizione dei documenti ci sono opposizioni? Nessuna? E allora prego, possiamo mostrare il documento. No, chiedo scusa, forse è questo. Entrambe, anche questa, le spiace, pazienza, che non capisco. Sono le due note a firma del colonnello De Cambrio. E l'altra l'ho appena consegnato, non mi ricordo la data. Sì. Già è successo in Milano, si spostano tutti. Sì. Ecco, allora se ci può dire la data in cui vengono installate queste apparecchiature a cui ho appena fatto riferimento. Allora, il 4 dicembre del 1998 viene installata all'interno del televisore, di cui dicevo prima, nell'autoscuola Primavera, una telecamera e un apparato per intercettazione delle comunicazioni tra presenti, che infatti il giorno 9 dello stesso mese, dicembre 98, viene installato all'interno sempre dell'autoscuola Primavera un sistema per intercettazione di comunicazioni HT201 all'interno dell'apparato telefonico in uso proprio ad Amato Carmelo. Sì. Colonnello, materialmente l'installazione viene fatta da personale suo o della sezione anticrimine o misto? Mi sembra nostro. Vostro, quindi della prima sezione? Sì, queste azioni erano nostre. Sì. Ricorda per quanto tempo sono durate queste intercettazioni? Sì, pochi giorni, infatti il 16 dicembre 98, proprio dalle riprese che avvenivano all'interno del televisore, dove c'era il video, abbiamo proprio preso atto che alle ore 18:31 Valentino Giuseppe, che è il genero di Amato Carmelo, accedeva all'interno e direttamente si afferrava l'apparato telefonico dalla presa, lo apriva, lo esaminava attentamente e estraeva l'ambientale che c'era stata collocata e la esibiva a Amato Carmelo, e poi
altro fatto importante, collocavano dei bigliettini di carta in corrispondenza delle aperture delle finestre e delle porte, proprio come contromisura per verificare ulteriori accessi. Tutto questo lei lo ha visto attraverso il filmato che Sì. veniva ripreso dall'altra videocamera? Sì, Quindi l'altra videocamera non venne individuata? quel giorno no, Perché dice quel giorno? perché leggo che abbiamo visto questo e quindi poi successivamente venne individuata anche quella, mi sembra. Lei ha Giorni detto di avere visto il Valentino andare direttamente verso l'apparato telefonico. Sì, sì, in maniera, questa è la cosa strana, perché non è che, cioè, come se avesse avuto notizia che c'era stato qualcosa sul telefono, apre la porta, entra dentro a colpo sicuro e controlla il telefono. Colonnello, che lei sappia, la sezione anticrimine di Palermo del Rosso era a conoscenza di questa attività in qualcuna delle sue articolazioni? Sì, che lavoravamo su Amato Carmelo e su via e l'autoscuola Primavera lo sapevano sicuramente. Ecco, quando diciamo lo sapevano, lei si riferisce a un livello particolare, non lo so, ufficiale, apparato tecnico, o è un discorso di ordine generale legato alla trasmissione di informazioni fra organi investigativi? Ma perché cioè, era una cosa chiaramente che ce la comunicavamo, ora certo non ricordo esattamente in che contesto io l'ho comunicato, ma sicuramente la sezione anticrimine lo sapeva, anche perché così non ci intralciavamo nelle attività. E d'altra parte quindi penso sia stato un discorso sicuramente tra comandanti, lo sapevamo e lo sapevano, ma credo anche a livello del personale, insomma non è che li consideravamo non un nemico ma dei colleghi su cui contare. Certo, del resto per capirci quantitativamente la sua sezione di quanti uomini era composta in quel periodo su Palermo? Ora non lo ricordo, comunque non moltissimi, sempre in numero inferiore rispetto alla sezione anticrimine. Sì. Poi lei ha fatto riferimento a un'attività di indagine che ha riguardato Vaglica Giuseppe. Sì, che poi molto infatti convergente con quella su Cannella Tommaso. Sì. Anche qui, siccome abbiamo capito la ratio, l'ha spiegata prima, dell'indagine su Vaglica, Sì. vennero svolte attività tecniche che hanno riguardato il Vaglica? Sì, abbiamo messo anche un localizzatore satellitare nell'autovettura che aveva in uso il Vaglica, che era una Punto, e anche quella dopo una quindicina di giorni venne individuata e verificammo che anche lì con la stessa metodologia venne individuata, smise il segnale, quindi verificammo che non c'era più a bordo installata il GPS, localizzatore satellitare, e anche lui aveva messo dei pezzettini di carta tra la portiera sinistra e il montante anteriore sinistro dell'autovettura, di modo che per verificare se qualcuno apriva la portiera il pezzettino cadeva e quindi avrebbe rilevato che la macchina era stata aperta, quindi sempre come contromisura, analoga a quella usata da Valentino nell'autoscuola Primavera. Anche qui, colonnello, siccome ha la relazione di servizio a sua firma, se ci può precisare una serie di dati, diciamo così, tecnici. Intanto lei ha parlato di una Fiat Punto. Sì. Ecco, se ci dà la targa per quello che vale e a chi apparteneva questa autovettura, formalmente chi? Sì, la Punto è targata Alfa Lima 005 Whisky Eco, era intestata alla società Sila, Siciliana Lavori, con sede in Palermo, via Mariano Stabile 10. Sì. Mentre quando vengono collocate, in che data le microspie? Scusi? Dico, in che data l'apparato tecnico viene collocato sulla vettura? Sì, il 15 settembre 98. E quando avete accertato che il segnale è a termine? Il 7 ottobre 1998 viene rilevata la cessazione del segnale e il 12 dello stesso, sulla relazione di servizio ci deve essere un errore, che è il 12/10/98 si accertava che il dispositivo GPS era stato rimosso e c'erano questi bigliettini di carta. Perfetto.
Anche in questo caso l'attività di collocazione degli apparati tecnici sull'autovettura da chi è stata svolta? E questa è stata svolta da noi. Personale quindi della prima Sì, sezione? Sì. Ancora un tema volevo toccare con lei. Sì. Presidente, lo anticipo perché si tratta di un tema che non è indicato nell'articolato, ma che credo che non ci siano opposizioni ad affrontare ora, perché comunque il colonnello andrebbe sentito come testa di riferimento in relazioni già rese da un maresciallo dei carabinieri e anche, devo dire, al generale Ganzaro ora. Si tratta della questione relativa al cosiddetto pizzino Aiello rinvenuto indosso a Salvatore Riina. Intanto possiamo porre la domanda. Sì, no, la domanda intanto è questa, anche se è fatto notorio. Colonnello, lei ha partecipato alle operazioni che hanno portato alla cattura di Rina Salvatore? Sì. Ecco, e agli atti, e quindi lo cito, al punto 4 del verbale di sequestro conseguente alla perquisizione sulla persona di Rina Salvatore, è detto che nella tasca destra dei pantaloni è stato rinvenuto un bigliettino dattiloscritto riportante le indicazioni Altofonte, vicino Cava Buttitti, Stradà, che sta per strada, evidentemente interpoderale, Ingegnere Aiello. Volevo sapere, lei ha sviluppato indagini anche su questo cosiddetto pizzino? Dunque, abbiamo chiesto accertamenti, perché l'indicazione era Altofonte, quindi abbiamo chiesto accertamenti all'arma territoriale competente per Altofonte e ci vennero trasmessi l'esito di questi accertamenti in cui individuavano un certo Aiello e noi abbiamo trasmesso all'AG l'esito di questi accertamenti. L'Aiello che avete identificato era Ingegnere, che le ricordi? Guardi, ricordo che poi l'ho saputo successivamente questo comunque, che era stato identificato, ma non era l'Ingegnere Aiello presente in questo procedimento. Sì, no, io chiedevo soltanto se la persona di Altofonte identificata era Ingegnere, se le ricordi. Credo di sì, però non lo ricordo, non lo so, al momento non lo ricordo. Perché non ho fatto io quell'accertamento, io ho avuto l'esito trasmesso dalla territoriale e l'abbiamo a nostra volta trasmesso all'autorità giudiziaria, allegandolo. Va bene, la ringrazio, non ho altre domande, Presidente. Si è occupata nuovamente della rilettura di alcuni pizzini di questa documentazione, anche in relazione ad una delega molto più ampia della Procura della Repubblica di Palermo sulle acquisizioni documentali originate dall'arresto e dalla successiva collaborazione del Giuffre. Sì, senta, nel 1993, quindi nella fase comunque immediatamente successiva all'arresto di Riina, lei sa se il ROS, in qualunque sua articolazione, sviluppò o ebbe l'incarico di sviluppare investigativamente il materiale rinvenuto addosso a Riina o se se ne occuparono altri reparti? Queste circostanze sono a sua conoscenza? Ripeto, sono a conoscenza attuale perché sono state oggetto di una rilettura anche da parte mia su base esclusivamente documentale. All'epoca non ero a conoscenza, ma sicuramente gli accertamenti su tutto quello che fu rinvenuto furono condotti dagli stessi reparti che avevano operato, quindi prima sezione e sezione di Palermo. Senta, quando lei dice questa affermazione, quando fa questa affermazione, sicuramente sono stati condotti dal primo reparto e dalla sezione anticrimine di Palermo, lo fa in base, diciamo, ad una conoscenza di atti e di indagini, anche conoscenza postuma, oppure in base ad un giudizio, diciamo, di normalità? Cioè, voglio capire, lei ha conoscenza di questo dato o sta formulando un giudizio sulla base di quello che accade normalmente? Direi che sulla base della lettura degli atti in epoca più recente mi consta che siano stati sviluppati degli accertamenti e i termini sono di normale approfondimento che compete agli stessi reparti che hanno
che hanno acquisito questi elementi. Senta, all'epoca, quindi nelle fasi della cattura di Riina e nelle fasi immediatamente successive, può dirci chi era l'ufficiale che comandava la sezione anticrimine di Palermo e chi invece dirigeva le attività del primo reparto investigativo ROS Roma? Il comandante era l'attuale tenente colonnello Adinolfi, allora credo capitano. Se non ricordo male, l'attività sul campo venne condotta per la sezione anticrimine di Palermo dall'allora capitano, ora maggiore, dall'allora tenente, ora maggiore Scafuri, e per la prima sezione il comandante era l'allora capitano De Caprio. Generale, lei ha mai conosciuto il maresciallo Giorgio Riolo della sezione anticrimine di Palermo? Non in modo approfondito, l'ho comunque conosciuto nel corso dei contatti abbastanza frequenti dal 96 in poi che ho avuto con la sezione di Palermo, perché ho coordinato un impegno piuttosto consistente, piuttosto ampio di indagine condotta da tutte le sezioni dell'isola, l'indagine che noi abbiamo definito Grande Oriente, quindi per quella ragione e per altre mi sono recato più volte presso la sezione anticrimine di Palermo e quindi sapevo che il maresciallo Riolo era uno degli addetti alle applicazioni tecniche, tra l'altro particolarmente qualificato, particolarmente apprezzato sotto questo profilo per questa capacità. Questa sua conoscenza lei ha detto che risale al 1996, su per giù. E, per quanto è a sua conoscenza, visto che poi lei ha seguito queste attività di indagine della sezione anticrimine di Palermo, il maresciallo Riolo dal 96 e fino al suo arresto nel 2003 è stato sempre impegnato con queste mansioni particolari di addetto alle operazioni cosiddette tecniche? Per quanto mi consta, sì, credo abbia continuato ad operare in questo campo nell'ambito delle indagini della sezione di Palermo ininterrottamente sino a poco prima del suo arresto. E tra queste indagini lei è in grado di dirci se c'erano anche le varie indagini finalizzate alla cattura del latitante Provenzano? Con riserva di puntualizzazioni che potrebbero essere forse più precise nel dettaglio da parte di chi lo ha direttamente impiegato, ritengo che Riolo abbia condotto queste attività nell'ambito delle indagini della sezione anticrimine di Palermo, mentre le attività tecniche della prima sezione, pur essendo progettualmente coordinate, venivano condotte in modo autonomo da altro personale. Senta, è mai capitato che, soprattutto per le operazioni tecniche, i militari del primo reparto e i militari della sezione anticrimine di Palermo in qualche modo si coordinassero, collaborassero tra di loro, non so, per la installazione o per la scelta operativa sul come e dove installare le microspie, gli apparati tecnici? Non posso escluderlo, ma se ciò avviene vi è sempre una quantomeno autorizzazione da parte dei rispettivi comandanti. Quindi potremmo chiedere ai rispettivi comandanti in maniera se più... in qualche caso specifico questo è avvenuto, perché, ripeto,
Per quanto mi consta, il maresciallo Riolo si occupava essenzialmente dell'impegno tecnico connesso alle attività investigative della sezione anticrimine, che pure erano rivolte al circuito di riferimento relazionale del Provenzano, in particolare negli ultimi tempi nell'area di Bagheria e nell'area di Belmonte Mezzagno, che erano appunto attività comunque coordinate e collegate a quelle della prima sezione. Ho capito. Lei sa se ed eventualmente quando e ad iniziativa di chi nei confronti del Riolo siano state avanzate proposte di encomio o di altro riconoscimento formale? Ha avuto modo di constatare questi fatti e queste proposte? Questa è solo una ricostruzione che ho effettuato a posteriori, esaminando la documentazione presente agli atti del raggruppamento, da cui si desume che il maresciallo Riolo con lo stesso capitano Scafuri, il capitano Adinolfi ed altro personale della sezione anticrimine di Palermo era stato proposto dal comando del raggruppamento per un encomio a livello, credo, di comando divisione Palidoro per il concorso per la collaborazione all'attività investigativa che aveva condotto alla cattura di Salvatore Riina. Poi questa proposta di encomio individuale per una valutazione del comando generale, che ritengo di poter anche interpretare, deriva probabilmente dal fatto che era talmente ampio il novero dei militari proposti che sostanzialmente veniva ricompresa tutta o buona parte del reparto. Il comando generale optò per un riconoscimento collettivo e quindi fu concesso un encomio alla sezione anticrimine di Palermo ed al reparto criminalità organizzata centrale. Quindi un encomio al reparto piuttosto che alle singole persone, ai singoli militari? Sì, ma questa fu una scelta del comando generale a fronte di una proposta individuale. In particolare, sulla base delle sue conoscenze e dei compiti rispettivamente svolti dai suoi subordinati e colleghi nel 1993, lei ci può dire chi potrebbe eventualmente indicarci esattamente e compiutamente quale fu il contributo del Riolo nelle indagini che portarono alla cattura del Riina? Credo che il superiore maggiormente a conoscenza dell'attività effettiva sia l'attuale maggiore Scafuri, che partecipò in prima persona alle stesse attività investigative. Cambiando un attimo argomento, approfittando delle sue conoscenze che le derivano dal ruolo anche attualmente svolto, io vorrei sapere e capire se nell'ambito del raggruppamento vigono delle direttive o anche semplicemente delle prassi particolari in merito alla comunicazione dell'attività lavorativa o professionale di prossimi congiunti di un militare del Rosso. Non so se sono riuscito a spiegarmi, cioè se adottate delle regole, eventualmente con disposizioni scritte o impartite oralmente, circa la necessità che i militari del ROS comunichino ai loro superiori
i rapporti di impiego e i rapporti professionali che vengono instaurati da loro prossimi congiunti. La regola è quella vigente per tutti i militari di comunicazione di attività lavorative di carattere non estemporaneo al fine di consentire una valutazione sulla eventuale incompatibilità di queste attività lavorative con l'impiego generale sul territorio o specifico professionale del singolo militare. Questo avviene anche all'atto del matrimonio e successivamente. E questo obbligo di comunicazione deve essere formalizzato per iscritto? È una comunicazione formale che il militare è tenuto a fare? Sì, è un atto d'ufficio che dovrebbe essere comunicato per iscritto. È prevista in qualche modo una sanzione in caso di inadempimento a tale obbligo? Ho detto dovrebbe perché se non ci sono concretamente dei casi di macroscopica incompatibilità che avrebbero dovuto essere esaminati, una negligenza del genere si risolve normalmente con un richiamo, quindi con la più blanda delle sanzioni. E scendendo nello specifico, a proposito del maresciallo Giorgio Riolo, lei sa se avesse comunicato il maresciallo Riolo ai suoi superiori il rapporto di impiego della moglie presso imprese riconducibili ad Aiello Michele? Francamente non lo ricordo, cioè non ricordo se lo avesse fatto all'atto dell'inizio del rapporto di lavoro o solo successivamente. Comunque il comandante di sezione, però parlo di un momento abbastanza prossimo, ecco, all'inizio della vicenda penale, era a conoscenza di questo rapporto di lavoro. Mi spieghi una cosa, quando lei parla di momento abbastanza prossimo all'inizio della vicenda penale, si riferisce al momento in cui lei, generale Ganzer, è stato messo a conoscenza di questo rapporto di lavoro o al momento in cui il comandante della sezione anticrimine di Palermo era stato messo a conoscenza di questo rapporto di impiego della moglie del Riolo? Ecco, ripeto, non sono in grado di essere più preciso. Io ne venni a conoscenza non molto tempo prima degli aspetti pubblici della vicenda penale. Non so quanto tempo prima ne fosse stato informato il comandante della sezione anticrimine. Per aspetti pubblici cosa intende? Intendo L'arresto? proprio l'intervento, sì, l'intervento di polizia giudiziaria risposto dalla procura GIP. Generale, lei nella sua qualità di vicecomandante prima e poi mi pare dal 2002 comandante del ROS, prima dell'arresto di Aiello Michele che è avvenuto il 5 novembre del 2003, è stato mai informato di spunti di interesse investigativo, spunti di indagine, eventualmente anche relativi o scaturenti da fonti confidenziali sull'Aiello? Presidente, c'è opposizione da parte della difesa Aiello perché è oltre il capitolato. Capitolato, che è il 140, è in relazione all'attività svolta da Riolo Giorgio presso il ROS dei CC. Presidente, io
faccio semplicemente, senza replicare, faccio notare che è a conoscenza sicuramente di tutti i signori avvocati che da dichiarazioni rese dall'imputato Riolo si trae convincimento del Riolo circa determinati spunti investigativi già a conoscenza di alcuni reparti o di alcuni uomini dei reparti del ROS. Quindi credo che la questione sia assolutamente inquadrabile, la domanda sia assolutamente inquadrabile nel capitolato di prova, perché è ricollegata direttamente anche alla necessità di sondare le conoscenze, le dichiarazioni del Riolo e le conoscenze del reparto nel quale Riolo prestava il suo servizio. Presidente, io reitero l'opposizione. Non è necessario, avvocato. La domanda non è ammessa a pubblico ministero, anche per il tenore delle risposte che ha dato prima il test a proposito del suo livello di conoscenza delle attività di indagine. Quindi se ha delle altre domande. Lei ha detto di avere avuto occasione anche di analizzare il materiale cartaceo rinvenuto sulla persona del Riina, successivamente in occasione di ulteriori deleghe dell'autorità giudiziaria di Palermo relative, se non ho capito male, ad altra documentazione rinvenuta. Può scendere più nello specifico e in particolare spiegare questa necessità di riesaminare la documentazione cartacea trovata addosso a Riina, anche per capire se c'erano dei nominativi che emergevano nell'una documentazione, quella addosso a Riina, rinvenuta addosso a Riina, e nell'altra quella oggetto di delega al ROS da parte dell'autorità giudiziaria di Palermo. Sì, premesso che la mia è stata essenzialmente un'attività di aggiornamento sullo sviluppo delle attività investigative della sezione anticrimine di Palermo, dove un apposito gruppo costituito da un ufficiale e alcuni militari aveva condotto questa attività di verifica sui cosiddetti pizzini e in questa logica appunto di aggiornamento che cerco di seguire per tutte le attività di tutte le sezioni anticrimine, quindi comprensibilmente è piuttosto di seconda battuta e di carattere generale. Mi sembra, con timore di errore, ma credo di ricordare bene, che tra questi nominativi ci fosse anche quello dell'Aiello, e credo che su questo sia stato effettuato un approfondimento, uno sviluppo, e ripeto, mi sembra che in questa circostanza sia stata effettuata anche una verifica su un precedente nominativo Aiello che all'epoca era stato forse individuato con margini di incertezza e di dubbio in un possibile soggetto di altofonte o di altra area, comunque un soggetto diverso. Scusi pubblico ministero, un attimo soltanto, ci può dire chi è che si occupò invece in prima battuta e direttamente di queste verifiche sul pizzino in cui si faceva riferimento da Aiello? Tutti questi sviluppi e questi approfondimenti furono effettuati dal capitano Sozzo e da altri militari della sezione anticrimine, poi a me furono segnalati ai fini dell'aggiornamento dal comandante della sezione anticrimine. Quando lei parla delle indagini del capitano Sozzo si riferisce agli approfondimenti su quali pizzini, su quale materiale cartaceo? Quello rinvenuto addosso a Riina o quello rinvenuto successivamente che avete analizzato più compiutamente? Mi riferisco soprattutto a quello rinvenuto
sulla persona del Giuffre e a quello successivamente rinvenuto interrato, che fu oggetto di un'apposita analisi. Ecco, in quella fase, ma non saprei dire se il collegamento fu automatico perché c'era questo nominativo e quindi fu riverificato anche il pregresso, o su delega specifica ci furono anche degli approfondimenti sul nominativo Aiello. Che era stato rinvenuto anche nel materiale sequestrato a Riina. Mi sembra che questo nome ci dovesse essere anche all'epoca e mi sembra che fu individuato in un possibile soggetto di tutt'altra area, comunque potrebbe essere Altofonte, non sono certo di questo. Generale, credo anche di interpretare la domanda poc'anzi rivolta dal Presidente del Tribunale. In merito ai primi accertamenti svolti nel 1993, quindi prima della comparazione successiva al rinvenimento del materiale di Giuffre, per intenderci, lei sa, poc'anzi le avevo fatta la domanda in generale, adesso gliela faccio in particolare, chi o quali ufficiali o quali reparti si occuparono allora dello sviluppo investigativo del contenuto del materiale rinvenuto addosso alla persona di Riina? Sezione anticrimine di Palermo, credo ci sia stato anche un contributo, una richiesta di collaborazione all'arma territoriale. Agli atti dovrebbe esserci anche traccia di chi materialmente ha sviluppato questi accertamenti. Nessun'altra domanda, Presidente. Presidente, di approfondimento su un tema. Prego. Generale, poc'anzi lei, descrivendo il ruolo della prima sezione, diciamo così quella romana per semplificare, e della sezione anticrimine di Palermo, le ha descritte, se ho compreso bene, come due entità autonome sostanzialmente nei loro compiti. Il mio quesito è questo. Sul piano tecnico, cioè sul piano dell'avvalersi di soggetti particolarmente idonei nel collocare appunto le microspie, poiché di questo stiamo parlando, si registrano casi di collaborazione fra la struttura territoriale del Rosso, la sezione anticrimine e la prima sezione, o esiste una impermeabilizzazione netta fra le due strutture? Nella fase propedeutica all'arresto di Riina sicuramente c'era un'integrazione e a quanto mi consta ci fu una collaborazione sia tecnica sia operativa. Successivamente la prima sezione acquisì una maggiore autonomia anche dal punto di vista delle applicazioni e quindi, sempre per quanto mi consta, in linea di massima procedette con maggiore autonomia allo sviluppo delle attività investigative, che però da quel momento si indirizzarono comprensibilmente soprattutto, se non esclusivamente, in direzione del circuito del Provenzano. Sì, io proprio a questa fase faccio riferimento, nel senso che esisteva una linea tendenziale di separazione di compiti fra le due strutture del ROS, oppure esistevano precise disposizioni volte, come dire, a impermeabilizzare le indagini dell'una rispetto a quelle dell'altra struttura? Perché... No, non c'erano divieti di collaborazione, ma di fatto sino al 2000 circa vi era una sostanziale suddivisione del lavoro, anche perché la sezione di Palermo operava principalmente su altri obiettivi, ricordo ad esempio l'indagine Ghiaccio sul mandamento Brancaccio, mentre la prima sezione era proiettata esclusivamente sull'obiettivo provenzano. In prosecuzione anche l'impegno della sezione anticrimine di Palermo si è progressivamente intensificato in direzione di Bagheria, di Belmonte Mezzagno, e quindi naturalmente nel momento in cui vi è stata una integrazione, complementarietà degli sforzi investigativi, vi può essere stato anche a livello di comando, a livello di ufficiali, una completa interazione, ma anche a livello di personale
un certo dialogo. Sì, quindi per rifarci agli anni 98-99, che sono quelli che mi interessano in questo momento, se ho capito bene, la struttura, diciamo così, romana, quindi la prima sezione aveva suo personale tecnico idoneo a collocare microspie? Sì, su questo il tenente colonnello De Caprio potrà essere molto più preciso di me, però io ricordo che vi era una ricerca di autonomia e anche di evoluzione tecnologica da parte della prima sezione, e mi riferisco a tutte le attività sull'autoscuola Amato, sulla prima fase di Belmonte Mezzagno, quindi Vallica ed altri, che hanno costituito oggetto di un primo intervento repressivo disposto poi dalla Procura della Repubblica. Sì, ma comunque voglio dire, direttive rigide su una separazione fra le due strutture non ve n'erano, se ho compreso? No, anzi, da parte mia l'indicazione è sempre stata quella di sfruttare ogni opportunità di cooperazione, di dialogo, anche perché sono, per quanto l'una servizio centrale e l'altra servizio interprovinciale, sono due articolazioni dello stesso organismo. La ringrazio. Ci sono domande dalla parte... ancora domande? Un paio di richieste di specificazione. Generale, lei poc'anzi, rispondendo alle domande preliminari, ha detto di avere conosciuto il maresciallo Riolo intorno al 96 in occasione dello svolgimento dell'indagine cosiddetta Grande Oriente. Ho capito, inteso bene? Ma conosciuto non per qualche ragione specifica, come tutto il personale della sezione di Palermo, che ho poi rivisto più volte, perché su questa attività, sulla sua evoluzione, che tra l'altro riguardava proprio l'area di Bagheria per la sezione di Palermo, ci sono stati vari motivi, momenti di incontro a Palermo ed in altre sedi. Senta, il maresciallo Riolo, può sembrare scontata questa domanda dalle sue precedenti risposte, ma gliela faccio per il chiarimento definitivo. Venne impegnato in queste indagini tecniche che riguardavano l'indagine Grande Oriente proprio sul territorio di Bagheria? Lei lo conobbe in quel contesto investigativo? Le fu presentato in quel contesto investigativo? No, non ci fu nessuna particolare presentazione, però l'allora comandante della sezione anticrimine, che condusse direttamente questa attività investigativa, l'attuale tenente colonnello Sini, all'epoca maggiore, sicuramente lo impiegò per queste finalità nell'ambito di questa indagine, che per la parte sezione anticrimine di Palermo si chiamava Apice, comunque era ricompresa nel progetto investigativo Grande Oriente. Senta, le ultimissime domande a proposito proprio dell'attività svolta da Riolo Giorgio, di cui ho il capitolato di prova. Per quello che è a sua conoscenza, il maresciallo Riolo ha mai comunicato di aver effettuato per conto del presidente Salvatore Cuffaro delle bonifiche volte a verificare se ci fossero captazioni ambientali in determinati contesti? Ovviamente no. Mi scusi, c'è opposizione da parte di pensare fuori capitolato anche questa domanda. Il capitolato è sulle indagini. In realtà, diciamo, il capitolato è sufficientemente succinto, però fa riferimento all'attività di Riolo, ha una nota che noi chiaramente non conosciamo. Nell'attività svolta da Riolo si può anche fare ricomprendere, diciamo, lato senso anche questo tipo di attività. Se è a sua conoscenza diretta, il generale può rispondere, se è per sentito dire lasciamo stare. Queste attività sono necessariamente a mia conoscenza diretta, perché solo io posso autorizzare delle attività di bonifica. E allora può rispondere. Quindi è escluso che vi siano state autorizzazioni di questo genere, e posso precisare che queste autorizzazioni, che vengono rilasciate solo per esigenze di autorità istituzionali, sono anche accompagnate da una
da un nulla osta della Procura della Repubblica competente per territorio, onde verificare se involontariamente non vi siano delle attività che vadano a collidere, che vadano a danneggiare delle legittime attività investigative che potrebbero concretizzarsi ad esempio in intercettazioni telefoniche o ambientali disposte dall'autorità giudiziaria, per cui ripeto, con criteri assolutamente rigorosi, se ad esempio, come in alcune occasioni è stata richiesta e concessa l'autorizzazione per la bonifica dell'ufficio di un prefetto della Repubblica, vi è stata, su mia espressa disposizione, prima un'autorizzazione, un nulla osta della Procura della Repubblica. Al di là di questo non vi possono essere attività di bonifica autorizzate. Il comandante della sezione le inoltra al comandante del ROS e vi è questa valutazione rigorosa e anche questa clausola. Grazie, nessun'altra domanda. Domanda della parte civile? Avvocato Amato, nessuna domanda? Prego, Avvocato Motisi. Grazie. Buongiorno signor Generale. Presidente, visto che il nostro microfono è più piccolino di quello del PM, per non genuflettermi posso stare seduto? Grazie. Sì, non pretendiamo tanto. Signor Generale, buongiorno. Avvocato Massimo Motisi per la trascrizione. Scusi signor Generale, lei poc'anzi ha chiarito che fino al 2000 c'era una sostanziale divisione nel lavoro della prima sezione rispetto alla sezione locale del ROS, ma vorrei capire, le attività tecniche, quindi squisitamente tecniche, venivano svolte da ciascuna sezione in maniera autonoma? Sì, è quello che ho detto. Sì. Ogni reparto, tra l'altro, è configurato in modo da disporre di una sostanziale autonomia, perlomeno per quello che concerne le normali applicazioni, quindi parliamo di ambientali, di telecamere, di quello insomma che è la base oggi di qualsiasi attività investigativa. Quindi sia di strumenti logistici che di personale tecnico, è corretto? Sì. Grazie. Senta, poc'anzi lei faceva un cenno alla necessità, nel caso di legame di queste attività tecniche, ad un'autorizzazione. Questa autorizzazione, nel caso concreto, chi la dovrebbe dare? L'ufficiale comandante uno dei due reparti, un ufficiale superiore sovraordinato a entrambi? No, io ho parlato di attività di bonifica su richiesta di autorità istituzionali. Continuo a parlare, la mia domanda si riferisce sempre a questa separazione tra il primo reparto e la prima sezione. Se c'è una valutazione condivisa da parte dei comandanti di reparto, anche informale, sull'esigenza, sull'opportunità di un reciproco concorso o di concorso da parte di una componente a favore dell'altra, non vi sono in premessa obiezioni di alcun genere, anzi. Ho capito. Senta, lei poc'anzi riferiva dell'attività tecnica svolta dal maresciallo Orriolo negli anni. Sa prima del 96 il Riolo dove prestava servizio? Per quanto ricordi era sempre effettivo alla sezione di Palermo. Io mi sono riferito solo a una mia proiezione palermitana che all'incirca inizia in quel periodo con l'avvio di un impegno più diretto da parte mia verso la criminalità mafiosa e con l'avvio anche di questa indagine che ho menzionato. Il Riolo, nello specifico, che ruolo aveva all'interno del reparto cui apparteneva? Per quanto ricordi, per quanto mi è stato riferito, è sempre stato lo specialista, chiamiamolo, delle applicazioni tecniche funzionali alle attività investigative. Sa se il Riolo comandava una squadra? No, non esistono squadre di questo tipo né in termini ordinativi, organici, né in termini sostanziali, perché normalmente si tratta di 1, 2, massimo 3 elementi nelle sezioni più grosse che conducono queste attività. E la sezione di Palermo sa quanti uomini impiegava?
Parliamo ovviamente dell'aspetto prettamente tecnico, dove Riolo prestava servizi. Credo un paio di unità, non ha mai superato le 3 unità comunque. Ho capito. Signor Generale, con riferimento alle comunicazioni di attività lavorativa svolta da congiunti, lei ha riferito poc'anzi al signor Pubblico Ministero della regola vigente di comunicare attività lavorativa dei congiunti svolte in maniera non estemporanea, mi pare abbia detto. Questa comunicazione si riferisce anche a eventuali periodi di prova dei congiunti? Dovremmo entrare nell'interpretazione. Ritengo che se si tratti di un'attività lavorativa di prova funzionale ad un'assunzione dovrebbe essere comunicata, quantomeno dovrebbe essere comunicata poi al termine del periodo di prova, se questa si traduce in un rapporto di impiego. Lo scopo di questa comunicazione è quella per cui il comando poi dovrebbe valutare, se non ho mal interpretato le sue parole, una compatibilità del lavoro svolto dal congiunto rispetto all'attività di servizio prestato dal militare, giusto? Sì, ci possono essere ragioni non di illegittimità ma di opportunità rispetto all'impiego. Quindi nel caso in cui il comando, i superiori gerarchici ritengano che non sia opportuno per qualsiasi ragione, dovrebbero segnalare al sottoordinato o al militare di volta in volta incaricato questa ragione di inopportunità o di incompatibilità. Cioè, nel concreto che si fa? Si invita il militare a dire guarda, non fare assumere tuo fratello, tua moglie o tuo figlio presso questo ufficio? Nel concreto vi può essere questa valutazione e questa quindi sottoposizione allo stesso interessato su esigenze e su criteri appunto di opportunità, o vi può essere anche, qualora venga informato il comando del raggruppamento dal comandante della sezione su una ritenuta inopportunità alla permanenza del militare nel reparto, ecco, viene dato avvio alla procedura per un trasferimento ad altro reparto che non conduca quelle specifiche attività investigative. Ma questo tipo di attivazione sicuramente non c'è stato, perché non mi consta, ecco, di aver mai trattato una pratica di questo genere. Quindi nel caso di specie lei come comandante ovviamente non ricorda che mai nessuno le segnalò una incompatibilità o una inopportunità del lavoro svolto dalla moglie del Riolo presso il centro dell'ingegnere Aiello? No, non ne ho memoria. Il Pubblico Ministero poc'anzi le ha fatto una serie di domande sull'argomento, ma forse non le ha chiesto se le risulta invece che il Riolo abbia fatto una comunicazione al proprio comandante in tal senso, cioè se abbia o meno comunicato ai propri ufficiali superiori la eventuale assunzione della moglie. Ripeto, perché dovrebbe essere la premessa per valutare ovviamente la compatibilità o meno. Ripeto, in epoca prossima all'arresto un accenno mi è stato fatto dall'allora comandante della sezione, che era il maggiore Damiano. Sì. Non ho invece memoria di una comunicazione formale. Sì, desideravo allora mostrarle, signor Generale, una dichiarazione che ovviamente il signor Presidente ha agli atti del processo, che risale al 19 febbraio 99 e nella quale è scritto: il sottoscritto maresciallo UPS Riolo Giorgio, addetto alla sezione eccetera, dichiara che la propria consorte Barbato Maria, nata a Pianagli Albanesi in data X, dal 9/11/98 esplica attività lavorativa presso l'azienda diagnostica per immagini SRL di Bagheria, in qualità di impiegata, percependo il reddito mensile di 1,5 milioni. Si dichiara inoltre che dalla sua indicata data sino al 31 dicembre 98 ha percepito un reddito complessivo di lire 3 milioni. Gliela mostro per sua comodità. Ne prendo atto. Vediamo di farla passare attraverso il carabiniere, magari per cortesia, sì, se si può attivare in questo senso. Grazie. Prego.
Certo. Grazie. Se la può mostrare al generale? Ne prendo in questo momento cognizione, ma credo che il comandante della sezione, che era nel febbraio 99, forse ancora il tenente colonnello Sini, potrebbe dare una risposta in merito. Sì. Comunque lei in relazione a questa nota del 98, la data è 99 se non sbaglio. Sì, 19 febbraio 99. Le fu mai detto, signor generale, guardi che la moglie di Riolo lavora in questo centro, non ci pare che sia un granché come lavoro, è inopportuno o quant'altro? No, tra l'altro non ero all'epoca il comandante del ROS e quindi, siccome questa trattazione nei termini e per le finalità che ho accennato vengono valutate dal comandante del raggruppamento, non posso escludere che ne abbia parlato il maggiore Sini con il generale Palazzo, comandante del ROS. Personalmente non ne ho memoria. Non le risulta. Quindi eventualmente il maggiore, allora forse capitano Sini, avrebbe dovuto parlarne con il generale Palazzo? Se riteneva di sottoporre ad una valutazione di opportunità, sempre nell'ottica della permanenza del Riolo al raggruppamento, avrebbe dovuto segnalarlo al comandante del raggruppamento. Comunque che lei sappia, dal 99 in poi non ci furono proposte di trasferimento nei confronti del Riolo da parte del comando del ROS Palermo? No, questo lo posso escludere, non ci sono mai state proposte di trasferimento. Senta, signor generale, per quanto riguarda la bonifica dei luoghi istituzionali, domanda che poc'anzi le ha formulato il pubblico ministero, che tipo di materiale viene usato dai tecnici che si occupano di queste bonifiche? È del materiale specifico per la captazione di segnali essenzialmente radio, quindi per l'eventuale captazione di apparecchiature ambientali, per intercettazioni ambientali, ma ripeto, per autorità istituzionali si intendono solo autorità giudiziaria, rappresentanti locali del governo e autorità istituzionali politiche, quindi ministri di vario livello. Sì, la mia domanda era diretta a cercare di comprendere un po' meglio che tipo in concreto di apparecchiature tecniche deve utilizzare il personale preposto al controllo di queste sedi. È un'apparecchiatura che in tutta la Sicilia è in dotazione solo alla sezione di Palermo. E di che cosa si tratta? Si tratta di una serie di apparati che nel dettaglio non sarei in grado di far funzionare, ma forse nemmeno di illustrare nel dettaglio, che comunque hanno questa capacità di captare l'emissione di segnali e quindi la presenza di apparecchiature collocate proprio per questa ragione. Si tratta di diversi apparati? Si tratta, sì, di più apparati, di un complesso di apparati. Un complesso di apparati. Sono apparati, se può descriverli anche sommariamente, più o meno voluminosi? Sì, complessivamente di un certo ingombro, sì. Di un certo ingombro cosa si intende, signor generale? Non sono tascabili, ecco. Non sono tascabili, ma sono riponibili in una borsa, occorre una valigia, occorrono un paio di valigie, occorre più personale? Io li ho... una valigia e normalmente questa attività, dico normalmente, viene effettuata da un paio di elementi, ma può essere effettuata anche da uno solo di essi. Anche da uno solo. E quanto dura più o meno una bonifica di un ambiente, non so,
I classici 30 metri quadri di una stanza di un presidente della Corte d'Appello, di un presidente della Regione, di un prefetto, dico una stanza non piccolina. No, il presidente della Regione in premessa non può rientrare tra le autorità nei cui no, era per ancora il caso concreto, sì, mi rendo conto che non... No, ma questo in assoluto, sì, in premessa, sì. Non ho mai dato e non darei mai un'autorizzazione del genere, proprio perché non rientra tra le autorità istituzionali che appartengono alle categorie che ho indicato, ma dipende appunto dalla superficie e dipende dall'accuratezza con cui viene effettuato. So che normalmente sono richieste alcune ore per un'attività sufficientemente accurata. Alcune ore, grazie. Senta, signor Generale, volevo darle lettura di una, se mi conferma che questo è l'encomio che venne proposto nei confronti del Riolo relativamente alla cattura del Riina, la proposta per encomio ad personam. Addetto al reparto speciale, particolarmente impegnato sul territorio. Scusa, Un attimo, avvocato. la domanda deve includere la lettura dell'encomio o visto che un documento può essere esibito al test? Mi pare che semplifichi le cose, esibire e chiedere il riconoscimento piuttosto che procedere alla lettura Possiamo esibirlo e chiedere di leggere, leggerlo, per me è indifferente. Esattamente la stessa cosa, i fini Sì, pratici. se il Presidente è molto lungo questo... No, sono 6 righe, 7 righe. Allora lo può leggere. Grazie Presidente. Addetto al reparto, ricomincio per comodità, addetto al reparto speciale, particolarmente impegnato sul territorio, caratterizzato da elevato indice di criminalità organizzata, confermando elevate capacità professionali, contribuiva senza risparmio di energie all'espletamento di complesse e prolungate indagini, conclusesi con la localizzazione e l'arresto del pericolosissimo capo dell'agguerrita organizzazione mafiosa Cosa Nostra, latitante da oltre 20 anni, e con il sequestro di materiale documentale di rilevante importanza. La cattura del famigerato criminale riscuoteva un plauso unanime nelle più alte autorità dello Stato e dell'intera popolazione, esaltando il prestigio dell'istituzione in Italia e all'estero. Ricorda se era questo l'encomio solenne che si propose nei confronti del Riolo? Lo ricordo perché l'ho recuperato dagli atti del ROS per trasmetterlo alla Procura di Palermo ed è la proposta trasformata poi in encomio collettivo, però pur essendo individuale con la stessa edizione viene proposto Riolo più altri. Più altri, certo. Senta, ma nella sostanza chi è che propose questo encomio? Perché io non conosco bene, o meglio ritengo che magari possa essere utile anche per il Tribunale, la scala gerarchica che propone l'encomio, perché poi le diceva poi la scelta del Comando Generale fu quella di dare un encomio al reparto. Ecco, la competenza per qualsiasi encomio che è di vari livelli, comando di corpo, in questo caso comando del ROS, comando di divisione, che è il livello di encomio proposto nella fattispecie, comando generale, comunque quale sia il livello, la concessione è sempre del comando generale. Ecco perché fu il comando generale in via del tutto autonoma, proprio perché la competenza è esclusiva, ad optare per un riconoscimento collettivo. La proposta è invece sempre del comando di corpo cui appartiene il militare e che ovviamente è interessato all'attività investigativa. In questo caso il raggruppamento propose inizialmente nell'immediatezza alcuni encomi ai militari, a cominciare dal colonnello De Caprio, che avevano condotto l'attività maggiormente diretta e significativa per l'arresto, per un encomio del comando generale che fu concesso, e successivamente, in seconda battuta, questa proposta fu integrata da una serie di altre proposte di riconoscimento, tra cui mi sembra l'allora maggiore Obinu, il capitano Adinolfi, il tenente Scafuri ed altri militari. Sono state date dal test in merito alle valutazioni via via attribuite all'operato del Riolo. Io le volevo chiedere, Generale, al di là di quella domanda che le avevo fatto sulla vostra informazione o autorizzazione su bonifiche relative a locali in uso al Presidente della Regione. Voi
siete mai stati informati, avete mai saputo se il maresciallo Riolo effettuasse delle bonifiche in favore di privati anche sottoposti a procedimenti penali e a processi penali? L'avete mai saputo? Certamente no. Lei e gli altri ufficiali del ROS siete stati mai informati, avete mai saputo se il Riolo avesse chiesto e ottenuto prestiti in denaro da parte di privati? Personalmente ne sono all'oscuro, ma ritengo anche i suoi superiori diretti. Voi siete stati mai informati se il Riolo abbia mai sollecitato presso esponenti politici o imprenditori privati la assunzione di familiari? Certamente no. Però pubblico ministero, le domande in riesame debbono riagganciarsi a domande fatte dalla difesa. A me non pare che siano state trattate. Scusi Presidente, noi non ci siamo opposti alle domande che sono state domande su valutazioni espresse dagli ufficiali del ROS e consacrate in documenti che abbiamo esibito al test. Io credo che sia assolutamente collegata la domanda che sto facendo, perché noi dobbiamo sapere le valutazioni in base a quali elementi di conoscenza sono state fatte e sono state operate. Quindi stavo finendo, volevo sapere altre 2 o 3 domande per capire sulla base di quali, se erano a conoscenza. Lei sa, pubblico ministero, che io cerco di dare il massimo spazio ovviamente a tutte le parti processuali in pari misura, ci mancherebbe altro, però dico è un invito per cercare di Sì, altre 2 o 3 domande per capire se erano stati informati di alcuni aspetti. Prego. Ecco, per esempio, scendendo un pochino più nel concreto, lei poc'anzi ha fatto riferimento anche alla cosiddetta indagine Ghiaccio. Voi nel momento in cui avete espresso o ratificato quelle valutazioni, sapevate se il maresciallo Riolo avesse incontrato e avesse parlato delle risultanze di indagine con la persona di Miceli Domenico, un soggetto che le vostre indagini hanno coinvolto poi fino all'arresto e al processo penale? Certamente no, tra l'altro in questo caso ho una cognizione diretta dell'evoluzione della vicenda perché provocò un gravissimo danno all'indagine e un grave sconcerto al nostro interno, in quanto nel momento maggiormente promettente era stata interrotta l'attività tecnica fondamentale, cioè l'ambientale a casa del Cutadauro, e quindi prescindendo da questo procedimento cercavamo di comprendere come ciò fosse potuto accadere dopo che per diversi mesi le acquisizioni, le risultanze investigative erano state particolarmente proficue. Grazie, non ho altre domande. Vabbè, possiamo congedare il test. Allora, altri test? Fa partire. Può accomodare. Dovrebbe dare le sue generalità al microfono. Giovanni Paparcuri, nato a Palermo, 14 marzo del 56. Grazie. Prego, pubblico ministero. Sì, grazie Presidente. Dove presta servizio? Alla Procura della Repubblica. Da quanto tempo? Dall'11 novembre dell'89, subito dopo il dottore Falcone è diventato procuratore aggiunto. In che funzione è impegnato in questo momento? È responsabile di una banca dati della direzione distrettuale antimafia. Sì. Da quanto tempo lei svolge questa funzione di organizzatore responsabile di questa banca dati? Dal tempo dell'ufficio istruzione, credo una ventina d'anni. Da 20 anni. Senta, può riferire al Tribunale qual è l'oggetto della sua attività in particolare? Cioè, praticamente io informatizzo tutte le dichiarazioni dei collaboranti che servono ai vari magistrati per le ricerche, una banca dati sui collaboranti, non niente di particolare. Quindi non sui fascicoli?
No, fascicolo solo qual è il dato informativo che viene immesso nella banca dati? Allora, il dato informativo in particolare è quando il collaborante qualifica una determinata persona, se dice se è uomo d'onore, consigliere, se appartiene a un determinato mandamento. Inserisco pure in questa banca dati gli eventi, perché sono omicidi, estorsioni e quant'altro che possa servire per le E diciamo questa è l'analisi. L'analisi. Che cosa viene inserito nella banca dati come dato di fatto? Vengono inserite le dichiarazioni ai collaboratori? Sì, certo. Vengono inserite testualmente, cioè i verbali? Certo. Sia riassuntivi che trascrizioni? Esatto. Di tutti i collaboratori alla Procura? Sulla base di questo dato informativo, lei ha già detto che poi svolge questa attività di analisi. Sì. Ecco, questa attività di analisi ha un prodotto, ha un risultato finale? Siccome da quando è venuto il dottore Caselli si è insediato qua a Palermo, è chiaro lui non era abbastanza esperto di mafia o Cosa Nostra, e ho inventato le cosiddette tavole sinottiche, che sono le mappe criminali. Ho racchiuso in un unico documento tutte le dichiarazioni dei pentiti che qualificavano i mafiosi. Allora, possiamo dire cosa sono queste tavole sinottiche, proprio materialmente, come sono costituite? Sì, anche un supporto informatico, anche di mia invenzione, sia su cartaceo che c'è un indice dove, per esempio, cerchiamo testualmente una persona, un nominativo, andiamo alla pagina dove viene citato e c'è la qualifica, il mandamento e la famiglia di appartenenza, o se è prestanome o se c'è una qualifica ben definita, secondo sempre il collaborante. Sì, quindi diciamo che sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori... Sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori, un uomo d'onore, che poteva essere uomo d'onore ai tempi di Barbagallo, con il succedersi con altri collaboranti poteva diventare consigliere, c'è un evolversi delle varie dichiarazioni, cambiavano anche le tavole sinottiche. Perfetto, quindi è un'elencazione di soggetti innanzitutto, sì. Con famiglia, mandamento di appartenenza e ruolo. E il ruolo includeva anche la massoneria. Sì, questo è scritto, diciamo, in uno schema, insomma. Lei ha parlato di eventi, cioè c'è anche uno schema di eventi? No, su questo documento no. Sulle tavole sinottiche non ci sono. Solo le qualifiche delle solamente nomi, qualifica, appartenenza e ruolo. Favoreggiatori e cose varie. Sì. Senta, questo dal punto di vista dei soggetti, questa elencazione di soggetti, ricomprende tutti i soggetti di cui i collaboratori hanno parlato? Tutti in assoluto. Cioè, quindi a prescindere dal fatto che siano ritualmente affiliati o per esempio siano soltanto vicini, avvicinati? No, vicini, avvicinati, favoreggiatori, prestannome, consigliere, uomo d'onore, capomandamento, capofamiglia, capocommissione, solo quelli qualificati. Sì. Gli avvicinati pure, prima non venivano messi, ma si mettevano, metto anche gli avvicinati. No, quindi quelli... Sì, e favoreggiatori. Ho capito. Senta, queste tavole sinottiche che lei predispone, a chi vanno in uso? Cioè chi è che ha diritto a estrarne copia, diciamo, averne una copia? Tutti i magistrati, solo dietro l'autorizzazione personale del procuratore, prima del procuratore Caselli, adesso del procuratore Grasso. Quindi lei rilascia una copia di queste tavole sinottiche? Solo dietro una presentazione con il visto del procuratore capo. Ho capito, benissimo. Senta, lei ovviamente ha conosciuto Giuseppe Ciuro? Sì. Da quanto tempo lo conosce? Ma da quando lui è qua in procura. Senta, lei ricorda se nell'ultimo tempo antecedente, diciamo, nel corso del 2003, fissiamo questo dato temporale, Ciuro le ha mai chiesto la copia delle tavole sinottiche? Personalmente non ho mai chiesto, però si è venuto a informare più di due volte precisamente delle tavole sinottiche che fine avevano fatto, perché c'era negli ultimi tempi, dal 2002 alla data attuale, restrizione per il rilascio di queste copie, e lui si veniva a informare che fine avevano fatto queste copie. Al che gli disse se gli servivano o per la DIA, dato che lui faceva servizio alla DIA, o per il dottore Ingroia, o per
per la finanza. Disse comunque in ogni caso... Cioè lui fece una richiesta per avere queste tavole? Disse se hai bisogno di queste copie o anche per il dottore Ingroia devi andare dal procuratore Cassa e farti rilasciare, va bene, va bene. Allora, siccome questo documento al momento, non mi ricordo se fu 2002 o 2003, era quasi di 1200 pagine, io dovevo preparare per tempo queste copie e telefonai all'assistente al dottore Maiorca. Ci ho detto ma è venuto Ciuro, perché io così dovevo prepararmi, dice no, non è venuto nessuno. Va bene, se forse non gli servono più. Poi la seconda volta è venuto, sempre, stiamo parlando periodo estivo, perché non ricordo, aveva la giacca sopra le spalle, io avevo la porta aperta, lui passava, a proposito Giovanni, queste tavole sinottiche come mai non girano più come prima? Gli spiega che c'erano più restrizioni. Poi una volta mi ricordo, solo 2 volte, mi ricordo mi chiese per telefono la notizia su un certo Marsanone Giuseppe, che fu arrestato credo nell'ottobre 2002 e si informò su questo personaggio e poi non di altro niente, anche perché sapeva che io non... Senta, ma queste richieste di queste tavole sinottiche per le quali poi lei accertò che non si era fatto autorizzare dal procuratore, quale, diciamo, chiamiamola così, edizione riguardava, aveva d'oggetto? Credo la 19esima. Cioè, quindi anno? Anno 2002 e 2003, perché adesso sono alla 20esima, quindi tra il 2002 e il 2003. 2003. 2002 sul finire sicuro comunque. Che lei ha detto che queste 2 richieste, perché in quel momento lei ha detto, ricorda che comunque era un periodo in cui c'era caldo perché aveva la giacca sulle spalle. A ottobre o novembre c'è caldo qua a Palermo. E comunque fu subito dopo le dichiarazioni che si pentì, mi pare, Giuffre nel 2002 sul finire. Quindi dopo le dichiarazioni? Era quel periodo dopo le dichiarazioni di Giuffre. Dopo la collaborazione di Giuffre. Poi lui non ha chiesto, non ha ricevuto questa autorizzazione, quindi lei non l'ha mai neppure consegnata. No, mai. Sì. Senta, ma lei aveva dato queste tavole sinottiche al dottor Ingroia autonomamente? Una volta mi pare di sì, però dietro mi telefonò il dottor Ingroia, gli dissi no, se non c'è l'autorizzazione del procuratore, perché a quei tempi c'era Caselli. E credo, se non ricordo male, ci fu l'autorizzazione verbale per telefono del dottore Caselli, allora gliela diedi. E quindi il dottor Ingroia, diciamo, ne aveva fatto una richiesta personale a lei? Si era rivolto lui personalmente a lei? No, le tavole sinottiche tramite Ciuro, il dottor Ingroia mai. Se ne parlava con Ciuro di queste tavole, ma non... Sì, quella del dottor Ingroia era un'edizione precedente? Sì. Credo 17esimo o 18esimo. Sì. Senta, lei ovviamente conosce anche la signora Buttitta, Antonella. Sì. Lei ricorda se nel settembre del 2003, comunque nel periodo post-estivo del 2003, le ha chiesto anche lei copia di atti? Sì, ha chiesto per il dottore Gozzo delle copie solo del mandamento di San Lorenzo. Poi subito dopo aveva chiesto... Mi scusi, sì. Dunque nel settembre 2003 le ha chiesto per il dottore Gozzo? Per il dottore Gozzo? Sì. Le tavole solo riferenti al mandamento di San Lorenzo. Quindi diciamo l'aggiornamento, l'ultimo aggiornamento riferito al mandamento di San Lorenzo. Poi comunque aveva chiesto anche delle tavole sinottiche per il dottore Musso, anche mi stranizzò perché lei con il dottore Musso non aveva a che fare. Perché il dottore Musso, mi domandai perché il dottore Musso non me li chiede direttamente, non lei. Mi fece un certo discorso perché non voleva, non me lo ricordo per bene, e comunque la cosa è finita. Non ha consegnato nulla? Niente. Oh. Oltre alle tavole sinottiche, la signora Buttitta le ha chiesto anche copia di dichiarazioni? Di collaboratori? No, ha chiesto espressamente se avevamo le copie di Giuffre. Sì.
Ma noi in quel periodo ancora non ce l'avevamo, quindi si parlava, è strano, in questo ufficio non si può lavorare perché non si passa l'informazione, allora la banca dati a che cosa serve? Io non... Comunque lei non gliel'ha date? Non gliel'ho dato anche perché non ce l'avevo. Ne avevo Perfetto. 2, 3. Va bene. Per il momento non abbiamo altre domande. Parte civile, difensore? Posso rimanere seduta, Presidente? Autorizzato. Monica Genovese per la registrazione. Allora, intanto le volevo chiedere, signor Arcuri, lei ha detto di essere responsabile del registro informatico di una banca dati, di una banca dati relativi alle... Una banca dati che è nata addirittura dai tempi dell'ufficio di istruzione. Come si chiama questa banca dati? Prima io la chiamavo sala computer, anzi il dottore Falcone la chiamava sala computer, poi sala Paparcuri, poi banca data Paparcuri, poi è diventata una banca dati della procura, una delle banche dati. È collegata in qualche modo o comunque... Non ho mai collegato questa banca dati a nessun server. No, volevo finire la domanda. Se si può avvicinare al microfono, perché sennò non riusciamo a registrare, grazie. No, le volevo chiedere se era collegata e lei stava già rispondendo o comunque lei acquisisce anche i dati relativi alle dichiarazioni rese dai collaboratori su scala nazionale? Se capitano sì. Lei ha anche l'accesso... A questo ufficio c'è. Lei ha anche l'accesso al sistema informatico SIDA o Sì, SIDNA? ho l'autorizzazione ad entrare anche al sistema SIDA sia regionale, locale sia su quello nazionale. Non ci sono mai entrato, non mi interessa. In concreto non lo... Però diciamo, è autorizzato però non lo usa, non lo utilizza. Sì, ma non... Senta, con quale cadenza temporale si inseriscono le dichiarazioni dei collaboratori in questa, diciamo, banca dati di cui lei ha parlato, orientativamente? Se pervenivano perché so, a quest'ora, entro mezz'ora già erano analizzati. E rispetto all'inizio della collaborazione dei singoli soggetti, lei quando riceve queste dichiarazioni? Nel momento in cui, mi scusi che finisco. Mi scusi signor Paparcuri, mi scusi solo che finisco. Rispetto, dico, al momento in cui inizia la collaborazione dei soggetti e quindi via via che gli stessi rendono dichiarazioni, oppure al momento in cui, per esempio, si redige il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, oppure secondo un diverso sistema che lei mi dirà? All'inizio, al giorno dopo dell'interrogatorio, già mi pervenivano sia una copia del verbale sia il supporto informatico. All'inizio quindi lei si riferisce a che periodo temporale circa? L'inizio dei primi importanti collaboratori, che so, Brusca, Di Maggio, che tra l'altro andavo anche io a verbalizzare. Quindi in tempo reale pervenivano nel mio ufficio e venivano analizzate, anche perché poi servivano perché poi ci fu il boom tra virgolette delle collaborazioni, quindi servivano anche per un riscontro con le altre dichiarazioni. E poi? E quindi questo fino al 96-97 circa, mi pare di capire, oppure 97, comunque fino al 99 con cadenza giornaliera pervenivano poi le dichiarazioni. I verbali riassuntivi, poi si aspettava il trascrittore che finisse la trascrizione della trascrizione e si analizzavano anche quelli. E invece dopo il 99 qual è? Dopo il 99 c'è stato un po' di calma come collaborazione, poi pervenivano anche dopo una settimana o a volte nuovi collaboranti non sono più pervenuti. E si riferisce in particolare a quali? I nuovi collaboranti adesso. Se ne ricorda in particolar modo qualcheduno o si riferisce a qualcheduno? No, dico Giuffre, forse anche per questa vicenda che è successa, può anche essere. Giuffre l'ho avuto da poco, diciamo, da un 6 mesi. Senta, e lei di Giuffre quindi non aveva nessuna dichiarazione? Di Giuffre, del collaboratore di Giuffre? Ma dico, lei ha riferito, glielo contesto giusto per ricordarle anche magari un suo diverso ricordo, che lei in ordine alla dichiarazione di Giuffre Antonino, tranne che per un unico verbale relativo all'Agrigentino, quindi questo lei lo aveva? Sì. Lo ricorda ora? Sì, lo ha detto, per la verità lo aveva detto poco fa. Ora io ho fatto di nuovo la domanda, Presidente, però aveva detto, però dico, infatti è per chiarire. Ha fatto il dottore Natore e la dottoressa Pari. E questi lei li aveva anche informatizzati, inseriti nella sua banca dati? Quelli già erano analizzati. Ed erano anche non servivano alla Buttita o a chi per lei,
perché ad Agrigento non credo che non aveva che cosa che farci. Un attimo, ora passiamo a questo altro elemento. Quindi lei, sulla base anche di questo unico verbale di interrogatorio di Giuffre relativa all'Agrigentino, aveva in qualche modo aggiornato le tavole sinottiche, anche non quelle specifiche delle famiglie mafiose di Palermo. Sì. Ecco, passiamo un attimo all'organizzazione del suo ufficio. Intanto questa banca dati a questa banca dati hanno accesso chi oltre lei? Chiaramente che è il protagonista, il principale responsabile. Mia moglie. Soltanto voi due? Lavorate insieme oppure avete due competenze uguali però distinte in relazione agli inserimenti? Facciamo cose diverse o cose... ci integriamo. Quindi... Sua moglie si chiama? Mi scusi se io... Cosumano Vincenzo. Cosumano Vincenzo. Senta, in relazione intanto alla richiesta che ebbe a farle il Ciuro di cui lei ora ha parlato innanzi al pubblico ministero, ecco, intanto io le volevo chiedere qual è il momento in cui lei chiede al dottore Maiorca, quindi segretario del procuratore, se il Ciuro avesse fatto una richiesta scritta al procuratore volta a ottenere l'autorizzazione al rilascio del tavolo sinottico. Non era una richiesta scritta, avevo detto vai a parlare con il procuratore perché queste tavole non girano più come prima. Quindi ho chiesto al dottore Maiorca, ma è venuto Ciuro per le tavole sinottiche, punto. Ecco, e qual è quel momento in cui lei ne parla al dottore Maiorca, a prescindere dalla richiesta scritta o meno? Lei poco fa ha riferito che è stato subito dopo, la prima volta mi pare di capire, però mi corregga se sbaglio, il Ciuro ebbe... Subito dopo comunque può essere un'ora, 2 ore. Quindi fu così, ho capito bene. Senta, ma io dico, a meno che chiaramente non ho capito e letto male, perché si tratta chiaramente di una verbalizzazione in forma riassuntiva, lei nel verbale di sommarie informazioni rese in data 13 novembre 2003 al procuratore ebbe a riferire nei giorni scorsi ho quindi chiesto al dottore Maiorca se il Ciuro gli avesse parlato di questa questione. Per la conferma, certo, sì. Quindi lei nel momento esatto in cui... sia questo è quello che ho detto poco fa. Quindi furono le 2 volte quelle in cui lei chiese al dottore Maiorca. No, mi scusi, mi faccia finire la domanda, se no non risulta bene la registrazione. Quindi dico, furono 2 le volte in cui lei ebbe a chiedere al dottore Maiorca se il Ciuro si era informato, avesse parlato genericamente di questa questione con lui o col procuratore. Una, quella che risulta dal verbale interrogatorio nei giorni scorsi, così come lei ha detto, che lei conferma. E l'altra invece immediatamente dopo il momento in cui lei ha riferito per la prima volta Ciuro ebbe a chiedere, ho capito bene? Quindi 2 volte. Ed entrambe le volte il Maiorca le disse che non ne avesse mai parlato. Senta, invece in relazione all'altra richiesta, quella che Ciuro le rivolge in ordine alla posizione di tale Marsalone Giuseppe. Ecco, in ordine a questa richiesta che le rivolse il Ciuro, lei che risposta ebbe a dare? Fece una ricerca? Sì. Fece una ricerca? Sì, ho fatto una ricerca perché mi parlava di un personaggio arrestato, quindi io lo potevo dire. Ma Ciuro in quell'occasione... Fu un pomeriggio, fu un pomeriggio e mi chiamò e dice questo Marsalone arrestato chi? Siccome ho questo Marsalone Giuseppe, ce ne sono diversi Marsalone, sono nella famiglia di Porto dei Mille, presunti. Allora ci ho detto perché lo vuoi sapere? Perché lo hanno arrestato, feci la ricerca e disse sì, qualcuno ne parla, appunto. Poi da quel giorno non so più niente. Poi all'indomani credo che sia spuntato un articolo sul giornale con la fotografia di questo Marsalone che non c'entrava, sebbene parente con i noti Marsalone, non c'entrava niente con la nostra banca. Ma in quell'occasione il Ciuro le disse che si trattava di un'indagine, tra virgolette, che lui faceva per conto del dottor Ingroia, per conto di qualche altro magistrato? No. Lei ritenne ugualmente di dare questa notizia al Ciuro? Ripeto, perché ho sentito che era stato arrestato. Se mi avesse fatto la richiesta di un personaggio che non era stato arrestato, allora non gli avrei detto niente. O magari se mi portava una richiesta scritta gliela davo. Quindi se qualche altro funzionario, cancelliere, personale della Guardia di Finanza, all'interno della Procura avesse fatto a lei analoga richiesta in ordine a qualunque altro soggetto arrestato in quel momento, a prescindere dal fatto che la richiesta provenisse o meno da magistrato, lei l'avrebbe data o no la risposta? Sì, ma ipotetica soltanto. C'è opposizione al pubblico ministero, se la vuole riformulare in maniera non ipotetica. Quando venivano altri soggetti all'interno della Procura, assistenti, cancellieri, personale delle forze dell'ordine in servizio alla Procura e le facevano richieste in ordine a soggetti che erano stati arrestati, anche a prescindere dalle indagini, a prescindere dalle indagini specificamente assegnate al magistrato a cui quel soggetto era in qualche modo affiancato, lei forniva questo tipo di informazioni? Presidente, chiedo scusa, ma si dà per scontato il dato che qualcuno veniva?
Che il test non ha riferito di soggetti che venivano a chiedere informazioni. Presidente, però siccome stiamo parlando di una prassi di un ufficio, stiamo parlando non stiamo di una parlando di una procedura... prassi di un ufficio, l'avvocato forse sta parlando di una prassi di un ufficio, non Anche, è questa la Presidente, prassi perché abbiamo dell'ufficio. parlato che la E allora procedura facciamo era così, una certa procedura. facciamo una domanda diciamo preventiva rispetto a questa. Intanto nella sua gestione diciamo di questa banca dati chi è che veniva a fare richieste per accedere a queste tavole sinottiche come vengono chiamate? Le richieste venivano o dai magistrati o tramite i vari assistenti. Intanto avevano una modalità di presentazione queste richieste, erano scritte, potevano essere orali, lei poco fa ha fatto riferimento a un'autorizzazione telefonica per esempio, come dovevano avvenire queste richieste? Le richieste prima venivano fatte solo richieste telefoniche, in sostanza se il procuratore, in questo caso Caselli, mi autorizzava telefonicamente, io chiaramente riconoscevo la voce, gliela davo ai vari magistrati. Poi dal momento in cui è cambiato Caselli, oppure certe volte venivano anche da istituzioni esterne, che sono la finanza, carabinieri, polizia, era una richiesta scritta. In calce c'era l'autorizzazione del procuratore, allora in quel caso io davo la richiesta e le tavole. Ora facciamo un'altra domanda. Sì. Ognuno di questi soggetti diciamo, che erano nella prassi, le facevano richieste di accedere alle tavole sinottiche, lo facevano in relazione a un determinato procedimento penale? No, perché racchiudeva diversi procedimenti. Quindi erano notizie informative diciamo, di carattere generale? Sì. Delle sorte di biografie dei vari personaggi. Le tavole sinottiche non si riferiscono a un determinato procedimento, sono diversi... Sono notizie di carattere generale sì. Tipo biografiche diciamo sui vari soggetti. Vogliamo fare la domanda? Sì, ecco, la domanda era quella, Presidente, se altri soggetti all'interno della Procura della Repubblica che abbiamo già specificato hanno mai a lei fatto richiesta? Magistrati all'interno dell'ufficio. No. Quindi il caso di Ciuro è stato un caso isolato? Sì. Più che una richiesta si informava come mai non giravano più le tavole sinottiche. No, mi scusi, Paparcuri, mi sono spiegata male io senz'altro. La richiesta di Ciuro in ordine al fatto che ci fossero collaboratori di giustizia o meno che parlassero di tale Marsalone che lei ha detto sapere essere arrestato. Non mi ha chiesto se alcuni collaboratori parlavano di Marsalone, mi ha detto su Marsalone che cosa abbiamo. Sì, mi scusi, e lei ha risposto, mi corregga se ho sbaglio, ho capito male, lei ha risposto sì, qualcuno ne parla, quindi... Ma il riferimento è il Marsalone di Corso dei Mille, no? Su questo Marsalone che è un trafficante di stupefacenti. Io sto parlando, queste tavole sinottiche si riferiscono solo a personaggi qualificati mafioso o presunti tali, punto. Questo Marsalone di cui mi chiedeva Ciuro non era tra questi inserito in queste tavole sinottiche. Quindi lei disse a Ciuro che tale Marsalone non era inserito nelle tavole. Signor Paparcuri, mi scusi, se no non viene bene la registrazione, solo per questo ci mancherebbe. Dico, quindi lei riferì a Ciuro che questo signor Marsalone non era inserito nelle tavole sinottiche e quindi non ne avessero parlato dei collaboratori. Ecco, dico, questo episodio che si è verificato e lei ha raccontato con riferimento a una richiesta rivolta dal Ciuro, è stata da lei effettuata, cioè meglio, lei ha ricevuto analoga richiesta da parte di altri soggetti appartenenti al gruppo, quindi è stato un caso isolato. E lei, nonostante che questa indagine non fosse di appartenenza del signor Ciuro, del dottor Ingroi, eccetera, lei ritenne di riferire questa. Senta, in ordine a quelle autorizzazioni... Io comunque non ho dato notizie su una determinata persona, ho detto se qualcuno ne... che nessuno ne parlasse. Perché se qualcuno ne avesse parlato, allora gli dicevo Ciuro fammi avere la richiesta. Senta, ma una cosa le volevo chiedere, queste richieste che lei ha detto, queste autorizzazioni del procuratore, ecco, intanto lei ha parlato di autorizzazioni scritte e autorizzazioni orali, però ha parlato di autorizzazioni orali, mi pare di capire, solo quando era capo della procura il dottore Caselli. Dopo invece, con invece il procuratore Grasso, queste richieste furono scritte orali, furono solo scritte, solo orali, ecco, me lo può riferire? Allora, il 99% sono tutte scritte. Se si trattava di dare al procuratore aggiunto, credo una volta perché quando vengono aggiornate queste tavole io li stampo e la prima copia chiaramente la porto al procuratore. Se non ricordo male, per favore, non vorrei... In quel momento che ho portato le nuove tavole sinottiche al procuratore Grasso c'era il dottore Pignatone, una gli copia e la dia al dottore Pignatone. Allora credo che in quel caso era assurdo farmi dare una... Certo.
Però tutte le altre, diciamo, erano richieste scritte, autorizzate. Senta, e queste richieste autorizzate e scritte da parte di tutti i magistrati o non so, dove venivano custodite? Cioè rimanevano in copia a voi, venivano restituite alla sede del procuratore? Queste autorizzazioni scritte le avete tutte voi, a partire da sempre. Quindi comunque sono conservate da voi. Senta, un'altra cosa, lei ha detto che la signora Buttitta venne da lei o da sua moglie, intanto volevo chiederle? Intanto prima passa da me, poi quando io se sto lavorando e non posso dare retta, delego mia moglie e comunque riesco anche a sentire quello che dice. E una prima volta, mi pare di capire, è venuta per conto del dottore Gozzo, specificamente, e le ha chiesto le tavole sinottiche aggiornate con riferimento alle famiglie mafiosi di San Lorenzo. Anche in questo caso esiste un'autorizzazione scritta conservata da lei? No, in questo caso no, non ho chiesto la richiesta. C'è diciamo un motivo particolare per cui lei in questo caso diciamo ritenne di fare una deroga? Il dottore Gozzo lavora sul mandamento di San Lorenzo, quindi mi ha chiesto il mandamento di San Lorenzo. È naturale che io ho dato se mi avesse chiesto il mandamento di Bagheria, allora in quel caso avrei chiesto un'autorizzazione scritta. Ah, quindi lei in relazione diciamo alla competenza, tra virgolette, quindi è capitato altre volte che altri magistrati hanno chiesto tavole sinottiche con riferimento a famiglie mafiose? No, il magistrato la chiede alla tavola sinottica per intero, non... Sì, dico, però in questo caso il dottore Gozzo le chiese solo le tavole sinottiche relative alle famiglie mafiose di San Lorenzo. Lei ritenne, in relazione al fatto che il dottore Gozzo normalmente lavorava su San Lorenzo, di rilasciargliene copia senza autorizzazione scritta? Sì. Ed era capitato altre volte, dicevo che... Credo una settimana fa. Quindi è capitato? Gozzo, sempre il dottore Gozzo. In generale, San Lorenzo, sì. Dico in generale, è capitato altre volte che dei magistrati che lavorano, mi scusi, mi faccia finire la domanda, è capitato altre volte che magistrati che per esempio lavorano su determinate zone delle famiglie mafiose le facciano richieste di diciamo tavole sinottiche relative a quelle famiglie mafiose, lei le dà senza necessità di autorizzazione scritta? È capitato. Senta, è una cosa, mi pare di capire, però ecco, vorrei un chiarimento sul punto. Ogni volta che un magistrato le fa una richiesta di tavole sinottiche aggiornate, necessita ogni volta un'autorizzazione scritta? Sì. Quindi se le ha rilasciate lei nel 2001, se il magistrato, lo stesso magistrato fa richiesta nel 2002, occorre l'autorizzazione, va bene. Senta, un'altra cosa, invece poi la seconda volta la signora Buttitta le chiese per conto del dottore Musso, mi scusi, una copia diciamo completa delle tavole sinottiche. Ma lei non risultava che il dottore Musso lavorasse anche sulle famiglie mafiose di San Lorenzo? Sì. Siccome con il dottore Musso ho una certa, tra virgolette, confidenza, mi è stranizzato che non me l'abbia chiesto lui direttamente, che lavoriamo quasi allo stesso piano. Sì, mi scusi, però dico, se lei sa che il dottore Musso lavora sulle famiglie mafiose di San Lorenzo, è la signora Buttitta, no mi scusi, dobbiamo diciamo finire, ma ripeto solo per motivi di registrazione, le viene fatta una richiesta in relazione alle tavole sinottiche anche della famiglia di San Lorenzo e le si dice che è una richiesta fatta per conto del dottore Musso, perché lei si è, come dice lei, stranizzato, stupito di questa richiesta? Allora, la Buttitta ha fatto la richiesta per le tavole sinottiche e il mandamento di San Lorenzo, mentre per il dottore Musso la voleva per intero, la cosa è un po' sostanzialmente diversa, credo. Quindi questa fu, diciamo, l'unica ragione. Anche per il dottore Musso le tavole sinottiche del mandamento di San Lorenzo, voleva le tavole sinottiche per intero, e chiedo che cambi la cosa. E lei, diciamo, in questo caso... Non gliele date, sì, questo lei ha già detto. Lei ha detto che aveva una certa confidenza col dottore Musso, lo ha detto lei, dico, e non ritenne allora proprio per questi rapporti, diciamo, di particolare confidenza di chiedere al dottore Musso in qualche modo un riscontro, no. Se quella richiesta avanzata dalla signora Buttitta fosse una richiesta vera o se fosse una richiesta in qualche modo, come dire... non mi sono posto il problema. Non si è posto il problema, non gliele date e basta. Anche perché poi ci incontravamo, se ci fossimo incontrati magari forse gliel'avrei chiesto, sicuramente gliel'avrei chiesto, ma siccome non ci siamo incontrati è stato trasferito e non abbiamo fatto. Lei sa quando è stato trasferito il dottore Musso orientativamente? Ma credo forse un anno. Rispetto a questa richiesta lo ricorda quando? Questa richiesta di cui le ha parlato la signora Buttitta? No, è stato trasferito credo un mese e mezzo dopo. Quindi un mese e mezzo dopo. Mesi. Senta, lei sa se in quel periodo il dottore Musso e il dottore Gozzo lavorassero insieme, specificamente a qualche collaboratore di giustizia?
No, qualche collaboratore non mi ricordo. Che comunque se lavorassero insieme se lo ricorda. Senta, lei nel suo lavoro di raccolta e inserimento dei dati ha anche curato l'inserimento delle dichiarazioni di tale Anello Ruggero, collaboratore di giustizia? Sì. Lei si ricorda in particolare se questo collaboratore fosse, tra virgolette, curato dal dottor Gozzo e dal dottore Musso insieme? Il dottore Musso mi ricordo, ma credo anche il dottore Gozzo. Comunque diversi magistrati trattano lo stesso collaborante. Io ho terminato, grazie Presidente. Domande di altri difensori? Nessuna? La signora Buttitta era assistente del dottore Gozzo e anche del dottore Musso oppure no? Per quello che vedi su, per quello che so io, no. No. Lei ricorda chi era l'assistente del dottore Musso? Ma credo che era una ragazza, non ricordo. Non la Buttitta comunque? No, non la Buttitta. Accadeva frequentemente che i sostituti procuratori, invece di farle la richiesta direttamente, mandassero qualche collaboratore, tipo assistenti o personale di polizia giudiziaria assegnato a loro? Qualche volta sì. Capitava, però ripeto, per quanto riguarda le tavole... Sempre con l'autorizzazione del procuratore? C'è l'autorizzazione. Va bene, ci sono altre domande? Nessuna? Grazie. Anche varie ricerche, non proprio le tavole sinottiche, sempre la ricerca, la richiesta. È stata dal procuratore aggiunto. Grazie, può andare.